davanti abbiamo i giovani di IRS, ma anche i meno giovani di IRS, che stanno in qualche maniera rivendicando la sovranità sulla terra sarda. Bene, raccontaci perché sei qui in questo momento? Per dire di no al nucleare. Noi non ne abbiamo bisogno, non ci necessita, produciamo di più di quello che ci necessita come corrente, quindi questa cosa qua non la accettiamo assolutamente. Tutte queste basi militari che dovrebbero essere messe in Sardegna, oltre a creare un danno economico alla Sardegna e di immagine, creerebbero un danno anche ambientale e quindi alla salute della gente. Oltretutto ci dovremmo anche far carico delle scorie nucleari. Non vedo perché noi che non necessitiamo di questa corrente dobbiamo dare l'ennesima servitù all'Italia. Non esiste, è una cosa che ci dobbiamo opporre completamente. E perciò qual è la soluzione migliore da attuare? Le soluzioni ovviamente sono le fonti alternative e in ogni caso l'indipendenza e la sovranità del popolo. Siamo noi sardi che dobbiamo decidere sul nostro futuro. Bene. Non devono essere da fuori, che devono decidere sulla nostra famiglia e sul nostro genere. Condivido pienamente. Grazie.